cosa sei, che cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che dovrebbe già essere in collegamento. Buongiorno ministro. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, bentornato su Radio Libertà. Grazie. Allora, io ci tengo in questa chiacchierata a parlare del suo nuovo libro, che diciamo è tutto fuorché un libro solo accademico, cioè un libro che propone una visione di scuola e del mondo, però insomma ci tocca anche fare i giornalisti. È notizia di questi giorni l'annuncio del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale scolastico. Peraltro mi risulta il secondo da quando è in carica il governo e quindi da quando lei sta esercitando il suo mandato. Questo aumento questo contratto scusate, introduce aumenti medi di 150 euro per i docenti, di 110 euro per il personale ATA e a cui si aggiunge una tantum finanziata direttamente dal suo ministero con 240 milioni di euro. Volevo chiederle che percorso è stato per arrivare a questo accordo e cosa rappresenta questo accordo dal suo punto di vista? Rappresenta un passaggio veramente importante, perché non c'è stato nessun governo che ha concluso ben 2 contratti in 3 anni e siamo nelle condizioni per concludere un terzo contratto, il 2025-2027, già il prossimo anno, direi nei prossimi mesi. Se riuscissimo a sottoscrivere anche il contratto 25-27, e ci sono tutti i presupposti per farlo, ci sarebbe un aumento medio mensile di 416 euro e quindi realizzeremmo un miglioramento certamente significativo delle condizioni del personale scolastico. Aggiungiamo anche che questo contratto si è firmato, devo dire, con il contributo decisivo del nostro Ministero. Abbiamo messo sul piatto 240 milioni di euro di risparmi, cioè di risorse utilizzate in modo efficiente, e questo ha convinto alcuni sindacati a sottoscrivere il contratto. Sottolineo anche che per un decennio, e cioè dal 2009 fino al 2018, fino ad aprile del 2018, non vennero sottoscritti più contratti, il che ha comportato una perdita di potere d'acquisto degli stipendi dei docenti italiani e del personale scolastico certamente significativo. E voglio anche sottolineare che il blocco dei contratti venne prorogato dai governi Monti, Letta, Renzi, che nonostante una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava la proroga del contratto del blocco illegittima, abbiamo dovuto aspettare fino a un governo scaduto, cioè il governo Gentiloni, che era stato bocciato dalle urne a marzo, e finalmente nell'aprile del 2018 c'è stato un piccolo un aumento, diciamo, e la sottoscrizione del contratto. Poi altri 3 anni di vacanza contrattuale, durante in particolare i governi Conte 2 e Draghi non è stato firmato nessun contratto, e adesso con il governo Meloni c'è la possibilità di sottoscrivere ben 3 contratti della scuola e del pubblico impiego. Quindi credo che questo dimostri una attenzione particolare al mondo della scuola e più in generale del pubblico impiego. Non dimentichiamoci, fra l'altro, che tutto questo si aggiunge anche al taglio del cuneo fiscale, che per la gran parte dei docenti cuba qualcosa come 850 euro netti all'anno,
alla riduzione delle aliquote dal 35 al 33%, che anche qui porta a risparmi, diciamo, un incremento della busta paga interessante, e fatto certamente non marginale, abbiamo messo delle risorse nella scorsa legge di bilancio, incrementate quest'anno, per far partire da gennaio, per la prima volta nella storia della scuola italiana, e uno dei casi, anche uno dei pochi casi che questo è stato in qualche modo contemplato, per i lavoratori dipendenti, l'assicurazione sanitaria con risparmi sino a 3.000 euro all'anno, con quindi la possibilità di avere rimborsi per le prestazioni che sono state erogate al dipendente. Voglio anche aggiungere che questa assicurazione sanitaria sarà gratuita, completamente gratuita per il personale della scuola. Diciamo che a un'analisi comparata c'è un'oggettiva inversione di tendenza, ecco. Questo lo possiamo dire senza timore di smentita. Volevo chiederle, mi sembra che provvedimenti come questo scomodino anche un concetto su cui lei ha insistito molto fin dai primi giorni della sua nomina, quello dell'autorevolezza del docente, no? Allora mi viene da chiederle, ovviamente è un provvedimento molto importante da un punto di vista economico, ma c'è anche sotteso un senso simbolico, culturale, diciamo, no? Rivolto alla figura dell'insegnante. Ma io ho insistito da subito sul tema della autorevolezza, ridare autorevolezza ai nostri docenti, che non passa soltanto dalla valorizzazione economica. Abbiamo iniziato questo percorso che dobbiamo continuare nella direzione della valorizzazione economica, ma bisogna innanzitutto rivalorizzare la figura del docente a livello sociale. Che cosa intendo dire? Intendo dire che una volta il maestro e il professore erano delle autorità riconosciute e rispettate, oggi purtroppo a livello sociale questa considerazione è venuta meno. E allora tutta una serie di riforme che abbiamo fortemente voluto, dalla riforma del voto di condotta, che è importante perché ridà degli strumenti anche al docente per farsi rispettare concretamente in classe, alla previsione dell'arresto in flagranza e quasi flagranza per chi metta le mani addosso a un insegnante, alla azione di risarcimento, più che di risarcimento è una sanzione civile nei confronti di colui che abbia offeso o aggredito personale scolastico. Abbiamo previsto il divieto del cellulare in classe. Abbiamo previsto la difesa dell'avvocatura dello Stato a favore di personale scolastico che sia stato aggredito. Ecco, vuol dire tutto questo. Abbiamo anche aumentato le pene nei confronti di coloro che offendano o addirittura creino lesioni, picchino personale scolastico. Tutto questo vuol dire dare sempre maggiore, conferire sempre maggiore autorevolezza e rispetto nei confronti di chi si occupa del futuro dei nostri figli. Chiaro. Tra l'altro mi vien da dire che l'idea di ripristinare l'autorevolezza, no, di questa figura è un esempio, diciamo, per eccellenza di quella rivoluzione del buonsenso che dà il titolo al suo libro, appunto, La rivoluzione del buonsenso per un paese normale, per l'editore Guerini Associati. Volevo chiederle anzitutto, visto che, no, il termine buonsenso è come dire inflazionato e anche soffre, no, di una caricatura banalizzante. Invece mi sembra che nel suo libro lei lo riempia di significato insomma anche filosofico, no? Allora cosa intende per buonsenso anzitutto? Ma innanzitutto per buonsenso io intendo quella ragionevolezza, il primato della concretezza, del realismo, a scapito di riflessioni di carattere ideologico. Il principio di ragionevolezza è d'altro canto un grande principio costituzionale ed è buonsenso
ciò che appartiene ad un paese normale, dove non si ragiona secondo pregiudizi, schematismi, ma si ragiona per risolvere i problemi concreti. Allora, per capire che cosa si debba intendere una politica fondata sul buonsenso, partiamo da quale tipo di politica e di messaggi ideologici nel libro io rifiuto. Vietato vietare, ve lo ricordate? Certo. I no non sono pedagogici, non sono educativi. Quindi il rifiuto del no, il genitore, l'insegnante, guai a dire un no, perché altrimenti lo spontaneismo espressivo, anziché grammatica e sintassi, anziché la cultura della regola, lo spontaneismo espressivo, il facilismo educativo, il merito viene visto negativamente e invece bisogna fare una scuola facile. Ancora l'altro giorno in Parlamento una importante deputata del Partito Democratico ha detto: ma Valditara, lei parla di insegnare ai nostri giovani la fatica, ma non si vergogna? Berlinguer disse che nella scuola la fatica non deve mai entrare. Ecco, allora voglio dire, è evidente che se noi pensiamo che sia tutto scontato, tutto facile, tutto senza fatica, non si ottengono dei risultati, perché dalla scuola allo sport, al lavoro, spesso e volentieri per raggiungere dei traguardi ci vuole impegno e quindi talvolta anche fare fatica, ma la fatica in senso positivo, non in senso penalizzante. Vuol dire rimboccarsi le maniche, vuol dire lavorare, vuol dire il lavoro come grande valore, che è un grande valore costituzionale. Il rapporto fra scuola e impresa è fondamentale, fra scuola e mondo del lavoro. Non può essere considerato sfruttamento dello studente. I doveri, anche qua, la cultura dei diritti senza i doveri è una cultura che ci porta allo sfascio. Il principio di responsabilità individuale, quante volte abbiamo sentito dire è sempre colpa della società, è sempre colpa del potere o magari del capitalismo o della borghesia, una volta si diceva, no? Certo. Adesso si dice è colpa dello sfruttamento. Vi ricordate quella eurodeputata di AVS che di fronte a quella strage che ha comportato l'uccisione di 3 carabinieri ha detto: ma in fondo poverini per lei, quelli che secondo lei erano stati, cioè gli occupanti della casa abusiva erano stati gli era stato privato, erano stati privati del diritto alla casa, e quindi la colpa era della società, in fondo, no? Perché la società non aveva garantito loro il diritto alla casa. Ecco, è sempre colpa mai colpa di chi sbaglia, di chi viola una norma di comportamento. L'autorità, anche qui ci hanno insegnato in 50 anni che autorità è una brutta parola, mentre invece autoritarismo è una brutta parola, che è la degenerazione, ma l'autorità è fondamentale. Lo diceva Hannah Arendt, non c'è democrazia senza autorità, senza rispetto verso l'autorità. Rispettare l'insegnante, rispettare i carabinieri, rispettare chi incarna le istituzioni. Identità, anche qui ci hanno insegnato che identità è una parolaccia, ma senza conoscere il nostro passato, senza sapere chi siamo, da dove veniamo, senza avere delle radici robuste, è evidente che noi non riusciremo mai a costruire un futuro degno. Ecco, allora nel libro ovviamente si declinano tutti questi principi e tutte queste riflessioni con tanti esempi, sia in negativo sia in positivo, e si cerca di ritornare ad un criterio di buonsenso che è quello che ripristina appunto il principio, per esempio, chi sbaglia paga, chi viola
una regola di comportamento deve rispondere ai propri atti, che l'insegnante deve essere rispettato, e via, che accanto ai diritti ci sono anche i doveri, lo diceva Mazzini, lo dicevano i nostri padri costituenti, che il linguaggio non si modifica perché lo ha deciso qualche ideologo della cultura woke, mettendo la schwa e quindi car bambin. Io non parlo, no? Noi se dovessimo esprimerci non diremmo mai car bambin, No, car student. Posso No? fare tante Quindi, scemenze, ma questa non credo che la farò, no, certo. Ecco. E quindi lei pensi che la stessa von der Leyen ha perso il suo tempo e la Commissione europea ha perso il suo tempo per stilare un documento molto approfondito, molto dibattuto su come si deve tradurre in inglese, si devono tradurre in inglese i concetti, le parole usate nel dibattito comunitario europeo, no? Dell'Europa. E allora guai a usare human, manpower, tutte le parole che hanno dentro la radice man, perché bisogna andare verso una cultura non binaria, che il binarismo sarebbe maschio-femmina, no? E quindi, quell'anticaglia reazionaria, ci deve essere anche il neutro, o ci deve essere anche chi non si identifica né nel maschio né nella femmina, quindi mankind, manpower sarebbero offensivi. Allora, cioè, ci rendiamo conto, mi sembra di essere alla Costantinopoli, quando i turchi assediavano la città e i principali dignitari parlavano del sesso degli angeli anziché provvedere alla difesa della città. Sì, chiaro, sì, un'immagine molto esemplificativa. Preso atto che devo buttare tutta la mia collezione di fumetti di Batman, che era una mia passione giovanile, ma al di là di questo, venendo a cose più serie, prendo alcune espressioni che lei ha usato: vietato vietare, lo spontaneismo espressivo, la, come dire, guerra concettuale al concetto di lavoro, di fatica. Allora mi viene da chiederle, semplificando, ma lo spartiacque involutivo è stato il 68? È stata quella cultura lì il momento in cui si è virato verso questo che lei chiama il non giudicazionismo? È iniziato certamente nel 68, nel 77, è una cultura che poi, come dire, si è diffusa. Certamente il wokismo ha esaltato principi di questo tipo. Pensiamo per esempio alla lotta contro i confini, alla pretesa affermazione di un diritto umano ad immigrare, e ci rendiamo conto che cosa significherebbe l'affermazione di un diritto umano ad immigrare. Vorrebbe dire che miliardi di persone hanno diritto, se lo vogliono, di venire in Italia, di venire in Europa. Salterebbe la democrazia, salterebbe la sovranità popolare, cioè sarebbe il caos. Però c'è gente che afferma il diritto umano ad immigrare e che dice che i confini sono qualcosa di negativo e addirittura di aberrante. C'è gente che ha voluto rinnegare la civiltà occidentale, mettendo tutto sullo stesso piano, ma la civiltà occidentale è quella che ha insegnato al mondo democrazia e libertà. Difendere la civiltà occidentale non significa difendere gli sfruttatori colonialisti, ma significa difendere i valori universali, i valori di equità, di umanità, di buona fede e quant'altro. Se noi non conosciamo questi grandi valori, mi ha fatto molto piacere leggere una notizia ieri su un giornale di un grande imprenditore americano che dice li formo io, terminata la scuola, li formo io i giovani, piuttosto che prenderli da certe università che sono fortemente ideologizzate dalla cultura wokista, li formiamo noi e fra l'altro mettiamo come primo elemento la conoscenza della cultura occidentale, della civiltà occidentale. Il fatto che un imprenditore negli Stati Uniti affermi che per formare un futuro dirigente o comunque un dipendente di una grande società si debba partire da lì, dalla conoscenza di chi siamo, dei nostri grandi valori,
Beh, credo che sia una svolta importante. Decisamente. Tra l'altro questo suo richiamo alla tradizione culturale occidentale, alla sua specificità, il peso che ha avuto, no, per lo sviluppo di alcune nozioni non esattamente secondarie, tra cui libertà, persone e via dicendo, mi sembra di aver capito, ha conosciuto anche una traduzione nelle linee programmatiche scolastiche, no, cioè c'è, Certo. un sano ripristino di questa consapevolezza. Ecco, come ha preso forma concretamente nei programmi? Noi abbiamo cercato, ho cercato di trasformare tutte queste riflessioni in riforme concrete. Certo. La riforma del 4+2 dell'istruzione tecnico-professionale, che mette in collegamento scuola e impresa, per cui l'impresa può costruire il curriculum scolastico in collaborazione con la scuola, dove i tecnici, i manager, dirigenti possono insegnare laddove manchino delle specializzazioni, e quindi per arricchire la formazione dei giovani in modo concreto. Al discorso di ripristinare l'autorità del docente con quelle misure a cui prima accennavamo, il discorso del chi rompe paga, sfasci la scuola, bene, devi pagare, non puoi far finta di nulla. Il discorso dell'identità e quindi riscoprire le nostre radici anche dai territori, anche dalla conoscenza della storia del comune in cui si vive, della regione in cui si vive, oltre che della nostra nazione. Quindi tutta una serie di riforme che abbiamo varato, che traducono esattamente questo schema valoriale. Chiaro. Volevo chiedere anche questo, all'interno di questa che lei chiama proprio espressamente anche nel libro involuzione culturale della sinistra, ci son 2 fenomeni che l'hanno riguardata anche personalmente, ma riguardano un po', insomma, chiunque abbia il vizio di far politica non a sinistra, che, lei definisce la personalizzazione e la fascistizzazione dell'avversario. Lei è una delle figure che, ogni 2 settimane vediamo appesi a testa in giù, la cui immagine viene bruciata nei cortei pro palle affini. Che meccanismi sono questi? Come li ha vissuti anche? Ma devo dire, intanto più mi attaccano in modo così volgare, così violento, e più mi viene forza e determinazione nell'andare avanti. Ma soprattutto faccio un discorso più generale, c'è una involuzione di tipo massimalista di una certa sinistra e della CGIL, cioè anziché scegliere un sano e positivo riformismo che appartiene pure alla tradizione di una certa sinistra italiana, l'attuale sinistra, con poche eccezioni, ha scelto il radicalismo, il maximalismo, ha scelto di sposare la cultura woke, ha scelto gli slogan duri e puri, di contestazione forte, e quindi non ci stupiamo se poi ci sono anche delle fasce estreme che nelle manifestazioni arrivano addirittura a superare quel massimalismo e a tradurre la contestazione al governo in una contestazione violenta. Allora io credo che ci debba essere da parte di tutti una riflessione. L'avversario non deve essere considerato un nemico, perché attenzione, quando si vuole distruggere la persona dell'avversario politico, si fa lo stesso gioco che facevano i comunisti, i nazisti, i fascisti, tutti i totalitarismi, che anziché aggredire le sue idee, aggredire poi è un verbo che non mi piace, anziché contestare le sue idee, aggredivano la sua persona, cioè la persona dell'avversario politico, trasformato in un nemico da abbattere. Ecco, questo non è un gioco democratico, questo è un atteggiamento che ha in sé le radici del totalitarismo. Indubbiamente. Diciamo che questa involuzione massimalista riavvalora ulteriormente, no, il buon senso come bandiera, diciamo, alternativa a tutto questo. Io la ringrazio molto di essere stato con noi, Ministro, e le auguro un buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti voi. A presto.
Parole